Servono stanziamenti urgenti dal governo nazionale e dalle istituzioni in favore della pesca nella laguna di Venezia. Primo obiettivo, quello di contenere il rincaro del gasolio, che rischia di essere un'ulteriore mazzata ad una filiera produttiva già duramente provata. L'appello del delegato alle isole e alla pesca del comune di Venezia, Alessandro Scarpa Marta. La pesca sta vivendo una forte crisi, bisogna intervenire subito con gli enti competenti perché ci sono pescatori, è una tradizione delle famiglie che ci lavorano sul mondo della pesca, migliaia di famiglie in tutta la laguna veneta, sia a Pellestrina, San Pietro in Volta, ma anche l'isola di Burano, allargandosi poi appunto a Chioggia e a Caorle. Quindi ci sono famiglie che ci lavorano, che devono portare a casa lo stipendio, in questo caso gli enti competenti, ma anche il governo deve intervenire per dare degli aiuti. Una tradizione che da Pellestrina e San Pietro in Volta arriva fino a Burano e si allarga anche a Chioggia. Anche il caro gasolio in questo periodo, che viveva già una forte crisi, è stata una forte mazzata, quindi per questo motivo proprio chiediamo agli enti competenti di intervenire urgentemente per preservare, per salvaguardare quelli che sono i posti di lavoro, la tradizione e tutto l'indotto che c'è attorno alla pesca. Quindi è una tradizione che bisogna mandare avanti e noi appunto come istituzioni dobbiamo essere vicini ai pescatori. Scarpa spezza una lancia in favore dei lavoratori, spesso in passato al centro di critiche anche feroci. Sono loro i primi attori del mare, della laguna, quelli che vogliono rispettare le regole, infatti lo rispettano con il fermo pesca, lo rispettano anche cercando di tenere pulito il mare, la laguna, quindi sono loro che chiedono appunto di salvaguardare l'ambiente e noi come enti bisogna stare vicino e aiutarli.